Il comune di Rossano Veneto ritocca l'IMU, o meglio, ricalcola l'imposta solo per alcuni beni. Per i capannoni di tipo D si passa dal 9,1 al 10,1%, per i terreni agricoli invece, esclusi quelli della Coldiretti, dal 7,6 al 9,1%. L'IMU è stata aumentata solamente per i terreni agricoli non lavorati e non sotto appunto la tutela della Coldiretti, per un gettito totale per tutta Rossano di 10.000 euro, e poi è stata aumentata per i capannoni di una percentuale irrisoria. Una rifinitura obbligata che arriva in vista di nuove strutture per minori. È arrivata a pochi giorni dalla chiusura degli equilibri di bilancio una sentenza del giudice per la tutela dei minori del Tribunale di Venezia. Questa sentenza obbliga il Comune ad avere una cifra importante nel capitolo della tutela dei minori e non ci possiamo esimere. Terreni agricoli e capannoni, un aumento dell'IMU che potrebbe essere solo temporaneo. Per quest'anno, e così le ragioni le abbiamo spiegate bene in Consiglio Comunale, non è detto che l'anno prossimo non si possa rivedere questa partita di bilancio diminuendo o togliendo questo aumento.